io me lo domando tutti i santi giorni quando lo guardo, dico ma com'è che io sono finita con lui? Che vuol dire? Io che da piccola sognavo il principe azzurro, bello, alto, muscoloso, addominali perfetti, culo perfetto, e sono finita con lui. 50 kg vestito, lui, un uomo senza culo. Che dici? Ma che Non ci credete? Ve lo faccio vedere. Cioè non ve lo faccio vedere perché non ne ha, ma ve lo faccio vedere. Ma che fai? Ma che fai? Girati, fai una dimostrazione. Questo culo è. Ditemelo. Questo culo è. Questo non è culo. Questa è la colonna vertebrale che a un certo punto si divide. Queste non sono due chiappe. No. Questi sono due iPad. Infatti caco con l'applicazione io. con l'iCaco che poi basta, stiamo cadendo in basso. Troppo. Stiamo cadendo in basso. Ma poi tipo che ne so, io da piccola desideravo un uomo coraggioso, invece niente, mi sono messa con uno che non ha coraggio, niente. Guarda che io sono coraggiosissimo. Guarda che io quando ero piccolo dormivo in un letto a castello e quando dovevo scendere non usavo manco la scaletta. Mi buttavo così nel vuoto. Perché dormivi nel letto di sopra? No, in quello di sotto. Cioè, avete capito? Cioè, non si può fare niente con lui. L'altro giorno siamo andati in un parco divertimenti. Parco divertimenti, che tra l'altro l'abbiamo pure fotografato. Ma mandi il parco di divertimenti, per favore. No, perché pare facile. Dai, cerca. Pare l'asilo nido di kamikaze, pare, guarda. Siamo andati in un parco divertimenti e io ero felicissima. Ci siamo messi sulla ruota panoramica mentre tutti si facevano i selfie. Lui si faceva il rosario. Sì? Secondo te perché non si sganciò a ruota? Grazie a me. Pregavo. Allora io ho detto, vabbè amore, allora ci mettiamo sull'ottovolante. Ma che di l'ottovolante? Lo sapete perché si chiama ottovolante? Perché ci salgono in 50 e non riescono 8, non riescono. Allora ho detto, vabbè amore, allora ci mettiamo nel giro della morte. E io ci ho detto, ma facciamo un bello giro pizza. Beh, se Massita non è meglio, uno mangia, no? Un giro della morte. E allora ci facciamo, sai cosa? Il bungee jumping. E ci lanciamo, il base jumping. Ci lanciamo fra due palazzi dall'altezza di 30 metri fino ad arrivare a 3 centimetri da terra. Che pure la morte è indecisa. Me le pigliarono o no? Oh no, non si fa. Non si rende l'idea Lo complicata. capite? È assurdo. Niente. I parchi divertimenti sono terribili. Magari adesso ci andate d'estate e se ci andate dovete fare caso ad una regola. Ce n'è una, ma ha scritto veramente. Qual è la regola? Quella che c'è una regola fondamentale che è che non può salire chi soffre di cuore. Capito? Quindi se tu ti sei lasciato con la tua fidanzata, non ci puoi dire, capito? Perché stai soffrendo. Perché tu ti sei lasciato a casa con Gigi D'Alessio. Sì. Amore, non ci può salire chi già ha avuto il primo infarto. Ah, certo, perché loro vogliono l'esclusiva. Ma non è che il primo infarto, non è che si possono accontentare di infarti di seconda mano, no? Deve avvenire là il primo infarto. Niente, dai. non possiamo fare niente, proprio niente. Però in realtà non è soltanto lui. No. In realtà sono proprio tutti gli uomini che sono diversi. Cioè, non ci sono più gli uomini di una volta. Quegli uomini belli, rudi, possenti, muscolosi, pelosi. No. Perché i maschi di oggi si depilano. Io sogno di tornare a casa e trovarlo magari messo sul divano con 3-4 bottiglie di birra, magari che sta giocando alla PlayStation, e invece no, lo trovo in bagno con le gambe piene di crema depilatoria. All'aloe vera. No, ci tengo a dirlo perché l'aloe ti lascia un senso di freschezza, morbidezza che le altre non ti lasciano. Ve lo giuro. Questo ragazzo si depila tutto. Si depila ascelle, braccia, inguine, gambe, tutto. Che quando è nudo mi pare Belen. Infatti volevo farmi la farfallina qua, che secondo me è troppo no, allora non è così. Non è così perché io devo difendere adesso un attimino la mia categoria, perché noi maschi abbiamo iniziato a depilarci per una legge di compensazione, perché differentemente da quello che si pensa, voi donne oggi non vi depilate più. Noi non ci depiliamo più.
Provate ad alzare i jeans di una donna a gennaio. Vedi chi ci trovi da sotto, vedi? I nidi delle rondini ci trovi. Vabbè, lo vedi che sei stupido? Guarda che io mi depilo a gennaio. Ma quando mai? Sì. Ma che vuoi dire? A febbraio ti stava per te una fotosintesi clorofilliana, diciamo. Dai! Ma che poi, che a maggio, non è che ti sei dovuta depilare, ti abbiamo dovuto potare. Ti inizi no giardiniere. Amore, quello non era il giardiniere, quello era il parrucchiere. Che c'è il parrucchiere con i peli. Perché mi ha sfoltito le doppie punte. No, lo E mi ha levato un lo po' di vedi, volume. che schifo, no? Ecco, queste così sono diventate le donne, così. Noi uomini dovremmo protestare, ci dovremmo unire, equalizzare e protestare, perché noi uomini siamo cresciuti che con le favole, che nelle favole ci raccontavano di queste donne principesse, angeliche, meravigliose, serene. Ma un ne su, principesse, un ne su. Ci troviamo accanto camioniste. No, sei esagerato. Non sono esagerato. Cioè, nelle favole invece ci dovevano raccontare una situazione più vera. A noi maschi ci dovevano preparare a quello che era la donna realmente. Per esempio, ci dovevano raccontare le storie in maniera diversa. Per esempio, Cenerentola, Cenerentola, per umanizzarla di più, Cenerentola finì di mangiare, si alzò dalla tavola, ruttò, motivo per cui Topolini ha diventato Cavaddi, no? E allora è più logico, No. è più logico. Biancaneve si mangiava una mela e si fottono in un ristorante. Dove sono le principesse? Sai perché succede questo? Perché voi uomini non ci trattate più come principesse. No. Tu per esempio, amore mio, perché non mi vieni a svegliare la mattina con un bacio, come la bella addormentata? A te, Sì, di prima mattina, sì, un bacio. sì. Amore, tu di prima mattina non ti svegli femmina. Amore, tu di prima mattina sei un pitbull. Se io provo a baciarti tu mi mangi, mi mozzichi, amore, ma che dici? Ma certo, amore, ti sei visto, sei tutto ossa e mi provochi. Ma che c'è? Ma che c'entra? E poi, questa sera, qui al Verdura voglio dire una cosa, magari a tutti coloro che... perché le donne non si smette mai di scoprirle. Io ho scoperto tante cose da quando noi conviviamo, e allora io ho scoperto che le donne, anche le donne, scorreggiano. Io non lo sapevo, sono rimasto traumatizzato da Vabbè, questa ma mica cosa. lo potevano raccontare nelle favole che noi donne scorreggiamo. Sì, nelle però- favole ce lo dovevano dire, già nelle favole ce lo dovevano raccontare. Per esempio la Sirenetta sarebbe stato il cartone perfetto, Perché la sirenetta? perché era nel suo personaggio, doveva fare Ariel. Era nel suo personaggio. Lo fanno. Però non è possibile. Io questa cosa proprio non la concepisco. Dico, ma perché voi maschi pensate che queste cose le potete fare soltanto voi? Cioè, pure noi siamo persone normali. L'altra sera eravamo a letto, cioè belle sotto le coperte. E allora, mi sono sentita tranquilla, serena, no? Mi sono girata e l'ho visto pure lui, tranquillo. Vabbè, forse è il momento che mi faccio conoscere proprio appieno, no? E mi sono lasciata andare. E mi è scappato un peritello. Si è messa a piangere! Tu mi passi terremoto, mi passi!